Applauso meritatissimo ancora, glielo facciamo a Franco Culeddu e ai bambini di Bono che con questa coreografia fatta di giravolte e giochi ad inseguirsi hanno chiuso in grande stile la loro esibizione. Bono, e ci spostiamo dal Gocciano. A questo punto il nostro viaggio in Sardegna inizia a tutti gli effetti qui e facciamo tappa a Oleri, per così dire un antico villaggio abitato fino al XV secolo nel cuore della Barbagia fra Ovodda e Gavoi, laddove a un certo punto gli abitanti furono costretti ad abbandonare questo centro a causa della peste, trasferendosi appunto nella vicina Ovodda. Ma quello di Oleri è un toponimo che rimane, un'identità che affonda le sue radici nella storia, anche grazie ai membri di un'associazione culturale che è il Gruppo Folk, che sotto il nome di Oleri Viaggia, nata appunto a Ovodda nei primi anni 2000. L'applauso è per i figuranti, il ballerino, la ballerina e il suonatore che vedete alle mie spalle, Filippo Sedda, e suo padre e sua madre che lo ascoltano sempre con attenzione. Gli facciamo un applauso agli amici di Ovodda che stasera sono con noi. Filippo ha iniziato a suonare a 6 anni, ispirandosi ad alcuni musicisti più grandi, da Pierpaolo Vacca a Sebastiano Cavada, e oggi è a tutti gli effetti il musicista ufficiale del gruppo folk e mini folk Oleri di Ovodda, che ne parlavamo prima. In ogni occasione sorprende davvero per l'elevatissimo numero di figuranti, ballerini e ballerine che si esibiscono sia su strada che sul palco, regalando sempre magia ed emozioni e raccogliendo come sempre applausi a scena aperta. Ballutundu e Balluzzoppu Zirau Addillu, Filippo Sedda è pronto ad accompagnare la piazza e chi vorrà per assistere a questo bello spettacolo. Ancora un applauso per Ovodda.